Primo nuovo caso di contagio in provincia di Agrigento, positiva una donna di Ravanusa. I contagi arrivano dal nord. Nuove fughe, l'ultima da Porto Empedocle, in Sicilia arriverà l'esercito e una nave quarantena. Agrigento alla sua casetta d'acqua, si trova in piazzale Ugo La Malfa. Piani di rilancio, nuovi ingressi nell'Acragas e nel Canicattì Calcio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Donna di Ravanusa positiva al Covid-19, ricoverata in ospedale, era tornata da un viaggio all'estero. Appello del sindaco Carmelo D'Angelo. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Era da tempo che nel nostro TG non ci occupavamo più di Covid-19 e di casi avvenuti nella nostra provincia. Oggi ne è scoppiato uno nuovo nella città di Ravanusa. A comunicarlo tramite un suo video direttamente il primo cittadino Carmelo D'Angelo, informato ieri sera tardi direttamente dall'ASP di Agrigento. Si tratta di una donna rumena originaria rientrata dall'estero che probabilmente lo avrà preso lì il Covid. Ad affermarlo appunto il primo cittadino. È stata trasferita a Caltanissetta e risulta essere sintomatica. Carmelo D'Angelo esorta quindi i suoi cittadini a mantenere le distanze di sicurezza, le mascherine, di rispettare le norme, in particolare ai giovani che fanno movida, e di non vanificare i sacrifici fatti durante i periodi invernali nel lockdown. Purtroppo devo confermare un nuovo caso di contagio a Ravanusa che mi è stato comunicato nella tarda serata di ieri, ma ufficializzato questa mattina. Si tratta di una nostra concittadina che di recente è stata all'estero, che probabilmente ha contratto il virus nel suo soggiorno fuori dall'Italia. L'ASP di Agrigento ha già avviato l'indagine epidemiologica e spero riesca a concluderla nelle prossime ore. La paziente purtroppo è sintomatica e si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera della nostra provincia. Ho già convocato l'unità di crisi per le ore 10:30 per monitorare l'evolversi della situazione nella speranza che questo focolaio rimanga circoscritto. Nonostante la curva di contagio si sia notevolmente abbassata, questa è la prova che il rischio è sempre dietro l'angolo e per questo esorto sempre i miei concittadini alla massima cautela. Non dobbiamo allarmarci, non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo rispettare sempre le regole del distanziamento sociale che, come sapete, sono affidate soprattutto al nostro senso di maturità e al nostro senso di responsabilità. È un appello che rivolgo soprattutto ai giovani: non pensiamo che tutto sia finito e dobbiamo avere soprattutto rispetto degli anziani e degli immunodepressi. Per questo invito sempre ad avere molta attenzione e alla massima cautela. Un ulteriore invito rivolgo anche alle attività commerciali perché siano più attenti a rispettare e a fare rispettare le regole, soprattutto negli ambienti chiusi. Per questo confido nella vostra collaborazione, nella collaborazione dei miei concittadini, e ho dato già mandato alle forze dell'ordine di monitorare costantemente e puntualmente il rispetto delle norme, soprattutto all'interno dei locali. Se ci saranno aggiornamenti vi farò sapere naturalmente nelle prossime ore. Intanto vi auguro buona estate, ma che sia un'estate con molta attenzione e molta cautela. In Sicilia liberi tutti, il giro di vite solo sui migranti, ma i contagi arrivano dal nord. Vediamo. Una guerra senza armi e puntando l'obiettivo sbagliato. La Sicilia resta scoperta nella trincea della lotta al coronavirus. Il comitato tecnico-scientifico non si riunisce da fine maggio. Intanto i riflettori sono puntati sui migranti, ma i mezzi di trasporto, le piazze, le spiagge diventano sempre più luogo di assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo passato. Nessuno dei casi siciliani, d'altro canto, è riconducibile ai migranti. Il virus arriva da nord. Come nel caso del più grande focolaio siciliano, quello del
dell'Interland catanese. Secondo quanto hanno ricostruito i medici, il contatto zero catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante un corso di formazione. Lì un uomo di Mister Bianco, vicino alla comunità evangelica, è entrato in contatto con un professionista proveniente da Nord Italia, poi risultato positivo. Da quel momento in poi, come hanno ricostruito gli esperti, il Covid-19 si è diffuso nel gruppo di fedeli di Mister Bianco, Pedara, Santa Catalina Battiati, Mascalucia, Valverde, Zafferana e Tnea. L'altro focolaio attivo è all'Istituto Ortopedico di Giarrizzi a Messina, dove si contano 9 positivi tra pazienti e operatori. I migranti, invece, sono i più controllati. Sbarchi senza fine, fughe di massa nei vari centri d'accoglienza e non solo, tutto questo preoccupa il governo Musumeci. Il ministro dell'Interno Lamorgese invierà una nave quarantena e l'esercito. Vediamo. I migranti rischiano di soffocare. Questo è l'appello lanciato dal sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, per denunciare la presenza di oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre. È al culmine di una giornata di tensione, quella di ieri, dopo i trasferimenti da Lampedusa alla città marinara. Il problema è stato risolto con una fuga. Ci hanno pensato gli stessi migranti. In più di 100 sono scappati dalla tensostruttura di Porto Empedocle, dove arrivano ininterrottamente da una settimana coloro che sbarcano autonomamente sulle coste di Lampedusa. L'iter prevede che stiano lì per lunghe operazioni di identificazione in attesa del successivo trasporto nei centri d'accoglienza. Il primo cittadino, Ida Carmina, si chiede perché far arrivare qua le navi militari, potevano portarle da qualche altra parte. Anche i miei concittadini sono molto arrabbiati, sottolinea, hanno paura. Il sindaco fa appello al governo e non solo. Mentre Roma discute, Sagunto viene spugnata. Perché quello di Porto Empedocle è solo l'ultimo episodio di una storia raccontata, vista e rivista. Stessa cosa era successa a Caltanissetta e continue sono le fughe da tutti i centri d'accoglienza. Noi intendiamo tutelare la nostra provincia, siamo o per l'utilizzo delle strutture conformemente alla loro natura o per la chiusura delle stesse strutture qualora non siano idonee dal punto di vista igienico-sanitario per gli stessi migranti, perché poi evidentemente in una struttura non adeguata in cui si soffre, in cui ci si sente soffocare, la gente tende a fuggire. Quindi evidentemente anche nella solidarietà e nell'accoglienza vanno utilizzati i parametri e strumenti adeguati. Già noi in mattinata avevamo detto al prefetto che assolutamente questo ritenevamo non ci fosse nella struttura di accoglienza. Ci sono altre possibilità eventuali, le requisizioni private, abbiamo suggerito di utilizzare delle strutture nella zona del consorzio ASI. Questo pomeriggio mi sovveniva il Jolle Hotel dei Templi, l'utilizzo dei poteri di requisizione, ma certamente non solo utilizzare il porto di Porto Empedocle, ma la tensostruttura per mettere 500 persone era prevedibile che potesse succedere una cosa del genere, perché nessuno vuole soffrire così tanto come si può soffrire al caldo in una struttura che voi tutti empedoclini conoscete come non adatta. Per questo io dico sempre: venite e vedete, perché da lontano si guarda al dato numerico, alla situazione, sì vabbè, ma in fondo migranti a Porto Empedocle non ce n'è, sono solo di passaggio, però la situazione non è affatto quella. Porto Empedocle sta risentendo del fatto che, essendo stati da noi i 30 migranti della Sea Watch, noi siamo apparsi come zona rossa, quando invece a Porto Empedocle non c'è neanche un caso di coronavirus, quindi potete stare tranquilli, venire tranquilli a Porto Empedocle che non succede niente. Abbiamo già scontato questo, non possiamo scontare pure l'utilizzo a Porto Empedocle di strutture assolutamente inadeguate, che o si usano solo per il fine cui erano state previste o vanno chiuse, perché noi non possiamo essere come regione considerati la vittima sacrificale predestinata per la nostra vicinanza
vicinanza geografica all'Africa, perché ormai esistono anche tanti strumenti, tanti mezzi, esistono gli aerei, quindi le persone si possono trasportare in tanti modi. Se si fa una nave da quarantena, la nave da quarantena che raccoglie i migranti a Lampedusa se li porta negli altri porti d'Italia, non necessariamente a Porto Empedocle qua. Tanto ci sono, se proprio vogliono insistere con le strutture alberghiere, ma ci saranno caserme utilizzabili, caserme dismesse e tante altre strutture pubbliche, ma se proprio dovessero voler utilizzare gli alberghi, l'Italia è piena di alberghi, di strutture meglio attrezzate e adeguate che quelle delle nostre zone. Dopo ore e ore di ricerche da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati rintracciati una trentina di fuggitivi. Alcuni migranti in fuga sono tornati indietro spontaneamente dopo essere stati avvisati al cellulare da connazionali rimasti nella tensostruttura, che era stato pianificato il loro trasferimento. In effetti la prefettura di Agrigento ha lavorato per riuscire a smistare in strutture dove potranno fare la sorveglianza sanitaria anti-Covid i migranti. Alcuni sono andati in Lazio ed altri in Piemonte. Il presidente della regione Nello Musumeci ha alzato la voce dopo un colloquio telefonico di fuoco con il ministro Luciana Lamorgese, ha annunciato che sono pronte delle nuove misure urgenti. Entro pochi giorni, spiega Musumeci, sarà garantito l'invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave passeggeri da riservare ai migranti e verrà fatto ricorso alle forze armate da destinare alle aree più sensibili. Ormai appare chiaro come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non può più essere sottovalutata. A denunciare una situazione complessiva ormai ingestibile erano stati sui propri canali social i volontari della Protezione Civile di Agrigento. Oggi, hanno detto, riferito a ieri, è scattata la scintilla. Alcuni migranti hanno mosso una rivolta contro il personale presente nella tensostruttura, forze dell'ordine e volontari della Croce Rossa, creando un caos incredibile, danneggiando alcune aree della tensostruttura, apparecchiature sanitarie e mezzi della Croce Rossa in sosta. Oltre alle forze dell'ordine intervenute tempestivamente nel sedare gli animi, si sono aggiunti anche i migranti che hanno dato il loro contributo affinché la situazione tornasse alla normalità. E come se non bastasse, gli sbarchi si susseguono uno dopo l'altro a Lampedusa, dove l'hotspot di Contrada Imbriacola ha raggiunto 744 presenze. E Guardia Costiera e Guardia di Finanza sono alle prese con il contrasto ai trafficanti del mare. L'ultimo è il caso di un peschereccio tunisino che aveva sbarcato migranti sull'isola di Lampione. Le forze dell'ordine hanno arrestato i 5 membri dell'equipaggio posti in arresto con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre il peschereccio è stato sequestrato. I flussi migratori provenienti in questi giorni dalla Tunisia creano seri problemi di ordine pubblico aggravati dalla pandemia in atto che mettono a dura prova le forze dell'ordine. Per arginare questo flusso servirebbero degli accordi politici internazionali bilaterali, ovvero multilaterali con Tunisi. A parlare il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, che in questi giorni sta indagando su un nuovo flusso migratorio proveniente dal Maghreb. Sono migliaia di tunisini sbarcati solo a Lampedusa, affollando l'hotspot che può ospitare solo 95 persone. Secondo Patronaggio, i tunisini, a differenza di altri migranti provenienti dall'Africa subsahariana, non fuggono da situazioni di persecuzione politico-razziale, ma cercano in Italia solamente migliori condizioni di vita, spiega il procuratore parlando degli ultimi sbarchi a Lampedusa che proseguono senza sosta. Su uno degli ultimi gommoni arrivati c'è persino un barboncino bianco tenuto al guinzaglio da una signora con il cappello a fande larghe di paglia. Il nostro sì è un problema, però in realtà, ripeto, il migrante sull'isola rimane il tempo necessario di identificazione, test serologico, risultato del test e poi la preparazione per la partenza. Niente migranti in giro, perché si parlava anche di questo. È chiaro che è successo alcune volte che questi migranti scendevano sull'isola magari di notte, non c'è il tempo magari per intervenire subito e hanno causato dei danni. Non c'è invece il fuggi-fuggi. Quindi nessuna emergenza? No, l'emergenza c'è, perché comunque è un'emergenza, però se dobbiamo vedere la nostra sorella Lampedusa, possiamo dire in un certo senso che noi siamo fortunati, però abbiamo molti timori per il futuro. Stiamo mettendo in campo, anche grazie all'aiuto del prefetto, una serie di iniziative che
dovrebbe permetterci di cercare di confinare, anche se la parola un pochino magari brutta, più possibile il fenomeno solo in una zona, però è tutto un'ipotesi, un punto interrogativo, e speriamo di trovarci pronti, ma di avere anche quell'aiuto importante da parte della regione e soprattutto del governo, con delle navi tra virgolette promesse, che ci possono consentire di trasferire i migranti. Il problema non è un problema che è nato quest'anno, è un problema di decenni. Ci sono tanti che su questa cosa, come diciamo da noi, ci azzuppano il biscotto. Se tutti insieme affrontassimo il problema per quello che è, perché comunque è un problema, forse tante situazioni si potrebbero attenuare, forse. Quindi questo che significa? Significa anche cercare di aumentare il controllo che c'è sulla frontiera, e questa cosa è una cosa importante. E l'altra sarebbe quella di cercare di fare i rimpatri prima possibile. I barchini non li fermi, e questa questione dei barchini, che interessa tanto Lampedusa ma anche Pantelleria, continua sempre imperterrita, cioè non è una cosa che si possa fermare, quindi l'organizzazione serve. Quindi, per esempio, la promessa di queste navi per eventualmente la quarantena o per lo spostamento dei migranti, questa deve essere una cosa alla quale il governo centrale soprattutto deve intervenire prima possibile. E la stessa cosa, quello che si dice lavorare tutti insieme, deve essere fattiva questa collaborazione, e mi riferisco soprattutto all'Europa, che comunque deve farsi sentire anche a livello diplomatico. Si è fatto, diciamo, più ora una cattiva pubblicità a queste isole che vivono di turismo e che sono meravigliose. Il problema è la strumentalizzazione, il fatto di far passare messaggi dove si dice flussi incontrollati, cioè il flusso per adesso è diciamo tenuto abbastanza, e grazie, dobbiamo ringraziare tantissimo le forze di polizia, che possiamo dire che noi dal punto di vista turistico avere questo problema è relativo. Non ce l'ha fatta il pensionato 73enne rimasto gravemente ostinato nei giorni scorsi dall'esplosione di una bombola del gas avvenuta nella sua abitazione. Carmelo Gero, dopo 10 giorni di agonia, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate dal quadro clinico complessivamente molto grave. Insieme a lui rimase ferito un operaio che stava probabilmente cambiando la bombola del gas. Dopo quasi un anno dall'omicidio di Vincenzo Sciascia Cannizzaro, la procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio dell'autore reo confesso Carmelo Rubino. Il delitto è avvenuto a Canicattì, i due si contendevano una stradina che portava ai loro terreni. Vediamo. A distanza di quasi un anno dai fatti, il giudice del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha fissato per il 10 settembre prossimo l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del canicattinese Carmelo Rubino, 69 anni, attualmente recluso al carcere di Agrigento, accusato di aver ucciso a colpi di pistola la mattina del 27 settembre 2019 il coetaneo Vincenzo Sciascia Cannizzaro a seguito di un diverbio per la gestione del diritto di passaggio sulla strada interpoderale che conduce ai terreni di Contrada Calici di proprietà di entrambi. A depositare la richiesta di rinvio a giudizio è stato il pubblico ministero Paola Vetro, che ha seguito le indagini dal momento dell'omicidio fino al fermo dell'autore, che aveva confessato tutto. A Rubino, difeso di fiducia dagli avvocati Diego Guadagnino e Francesco Gibilaro, vengono contestate anche la premeditazione e i futili motivi. Nella ricostruzione della procura si legge infatti: dopo essersi recato in campagna con una pistola semiautomatica calibro 7,65 marca Bernardelli, esplodendo colpi d'arma da fuoco, colpiva Vincenzo Sciascia Cannizzaro alla regione temporale sinistra e ne cagionava la morte per grave emorragia cerebrale e frattura complessa della teca della base cranica, con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione. In particolare, la sera precedente al fatto criminoso, il 26 settembre, Rubino, ricostruisce il PM Paola Vetro, aveva avuto un acceso diverbio con Sciascia Cannizzaro in merito alla gestione del diritto di passaggio e il giorno seguente si recava presso i terreni di Contrada Calici armato di pistola, esplodendo più colpi d'arma da fuoco a distanza ravvicinata contro il suo vicino di terreno.
con la circostanza aggravante inoltre di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili e con l'aggravante di avere commesso l'omicidio sorprendendo la vittima mentre lavorava nel suo apprezzamento di terreno. Le indagini, coordinate dal PM Paola Vetro, sono state condotte dagli agenti del commissariato di Canicattì e dai militari della compagnia Carabinieri. I familiari della vittima, che depositeranno la richiesta di costituzione di parte civile, individuati dalla procura in Giuseppe e Teresa Sciascia Cannizzaro, figli di Vincenzo, e Gioacchino Sciascia Cannizzaro, fratello della vittima, sono rappresentati e difesi dall'avvocato Calogero Meli. Fratelli d'Italia e Lega annunciano in vista delle amministrative che si terranno il 4 e 5 ottobre ad Agrigento un candidato a sindaco unitario. A dichiararlo sono l'eurodeputato Annalisa Tardino per il partito di Matteo Salvini e il dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, Lillo Pisano. Inaugurata stamani la casetta dell'acqua anche ad Agrigento, in via Ugo La Malfa, alla presenza del primo cittadino. Il servizio potrà erogare anche acqua frizzante a un costo di 50 centesimi al litro. Anche altre zone della città prossimamente saranno interessate al servizio, tra questi Villaggio Mosè. Finalmente anche ad Agrigento le casette dell'acqua, un processo che è iniziato oramai quasi 2 anni or sono, tra procedimenti autorizzativi, allacci d'acqua e quant'altro. La prima casetta qui nel centro della città, a Piazza Ugo La Malfa, la prossima Villaggio Mosè. Abbiamo la voglia di realizzare una sorta di rete, soprattutto in tutte le aree periferiche della nostra cittadina, perché realizziamo un obiettivo che secondo noi è fondamentale in quella lotta che stiamo combattendo tutti quanti, a fare in modo che la nostra città possa essere plastic free. Ci hanno dato una mano certamente le scuole con una importante attività di sensibilizzazione, però riteniamo che questa sarà certamente una di quelle occasioni che ci consentirà di incidere molto nel risparmio dell'uso della plastica e soprattutto dare una risposta ai cittadini che potranno trovare non solo l'acqua naturale ma anche l'acqua frizzante con un costo veramente basso. L'operazione si autosostiene evidentemente, non ha nessun costo per il comune di Agrigento. Soprattutto legata all'utilizzo di una scheda che metteremo qui un elenco, diciamo, dei negozi che potenzialmente potrebbero distribuire questa scheda da acquistare. Sono schede prepagate già da 5 euro, cioè all'interno lei già trova 5 euro di acqua inserita. Quindi compra la scheda, la inserisce qui dentro e sul display legge qual è l'importo che ha. Quando decide di prendere l'acqua, ovviamente, schiaccia il pulsante, per esempio il mezzo litro o il litro, schiaccia il pulsante e ha in erogazione l'acqua. L'erogazione comporta chiaramente scalare il credito dalla scheda. E la scheda la può ricaricare direttamente nella fontana, quindi se ha il centesimo, i 20 centesimi, l'euro, quello che ha, lei lo inserisce nell'apposita fessura, avete bisogno di portarti l'indicazione dove mettere i soldi e si incrementa il credito presente nella scheda, dopodiché la scheda la utilizza costantemente. Se non ha la scheda può anche utilizzare direttamente le monete. Avete in mente di metterne altre qui in città? Saranno previste altre casette dell'acqua. Fondamentalmente e inizialmente saranno per Villaggio Mosè e qualche altra poi in zona, non so, tipo Villaggio Peruzzo e qualche altro punto che ancora decideremo insieme al sindaco. Consigliere, un'iniziativa a cui lei si è speso parecchio. Sì, e ci siamo riusciti. È un ottimo servizio che si fornisce alla città di Agrigento, ovvero quello di acqua potabile debatterizzata e microfiltrata a 5 centesimi al litro. Significa che una cassetta d'acqua che si compra al supermercato, qui la paghiamo circa 60 centesimi. Un'ottima soluzione pure non solo economica ma anche a sostegno dell'ambiente, perché riduciamo la plastica monouso. Per cui è un altro tassello di un'altra delle cose fatte che abbiamo fatto in questi 5 anni. Il TAR di Palermo ha disposto l'annullamento del piano regionale di tutela della qualità dell'aria approvato dalla regione siciliana. I dettagli nel servizio. Il piano di qualità dell'aria varato e approvato nel luglio 2018 dalla Giunta Musumeci perde lo scontro al TAR di Palermo. Le industrie siciliane subito avevano manifestato il loro parere contrario al piano che mirava a rendere l'aria più pulita. Il Tribunale amministrativo regionale di Palermo ha infatti accolto i ricorsi delle aziende petrolchimiche che avevano evidenziato presunti errori riguardanti l'inadeguatezza della rete di monitoraggio. Il rapporto annuale sulla qualità dell'aria 2015, allegato al piano, evidenzia, scrive il TAR, come molti
molte delle stazioni di misurazione non raggiungono i valori di efficienza previsti. Da qui la decisione di dar ragione alle aziende che hanno presentato il ricorso contro il piano di qualità dell'aria, annullando i provvedimenti del governo regionale nella parte in cui il piano impone alle società misure e attività che comporterebbero oneri ingenti e del tutto sproporzionati a fronte di dati non conformi ai necessari predisposti normativi e rispetto al beneficio ambientale perseguito. Al governo regionale il TAR ha inoltre imposto di procedere con solerzia ad adeguare la rete di rilevamento regionale e aggiornare i dati secondo le previsioni normative e avvalendosi dell'ARPA. Il deputato regionale e segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo commenta così la decisione del Tribunale amministrativo regionale che congela, di fatto, le precauzioni del piano regionale di tutela della qualità dell'aria. Il governo degli annunci, quello guidato da Musumeci, non ne azzecca una. Non bastava il caos legato al ciclo dei rifiuti, le riforme incompiute, le infrastrutture lasciate nel degrado. Anche il piano regionale di tutela della qualità dell'aria si rileva l'ennesimo pasticcio e viene stoppato dal TAR, evidenziando, tra le altre cose, l'inadeguatezza della rete delle centraline di monitoraggio. Il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, presa la notizia della sentenza della prima sezione del TAR di Palermo che accoglie i ricorsi presentati dalle industrie siciliane, ha rilasciato la seguente dichiarazione: è accaduto esattamente quello che avevo preannunciato. Il governo regionale ha scelto di delegare ai giudici la soluzione di una questione che ha grandi e gravi implicazioni politiche e che inciderà pesantemente sulla vita della comunità della Valle del Mela. Adesso il piano della qualità dell'aria è sostanzialmente inapplicabile alla nostra zona industriale e quindi l'inerzia e la sordità del presidente della regione e della deputazione di maggioranza di questo territorio ci hanno fatto fare un salto indietro di oltre 3 anni. Cardiologia al civico di Palermo, un defibrillatore di nuova generazione, il primo in Sicilia. I dettagli nel servizio. La cardiologia dell'Arnas Ospedale Civico di Palermo è la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento con una nuova tecnologia per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso. Si tratta di una nuova generazione di defibrillatori cardiaci impiantabili prodotti da una ditta americana, più piccoli ma soprattutto in grado di trasmettere ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca attraverso un'applicazione per smartphone. Si tratta di un dispositivo rivoluzionario in quanto si può abbinare a un'app per smartphone che permette al paziente non solo di poter essere monitorato dal centro ospedaliero che lo segue, ma anche di essere direttamente coinvolto nel suo percorso di cura. Il dispositivo dell'azienda Abbott ha riservato questo nuovo dispositivo a soli 4 centri in Italia e complessivamente a soli 40 nel mondo. L'Arnas Civico è il primo ad averlo messo in funzione in Sicilia e oggi abbiamo già eseguito 10 trapianti. Un nuovo sistema che si impianta come un pacemaker ha una doppia funzione. Da un lato riconosce le aritmie e interviene erogando impulsi elettrici o nei casi più gravi delle scariche elettriche. Dall'altro è in grado di risincronizzare il ritmo del cuore. Attraverso un'apposita applicazione installata sullo smartphone iOS o Android dei pazienti permette di condividere in modo sicuro le informazioni sulla funzionalità cardiaca utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata. I medici possono monitorare costantemente i pazienti da remoto e identificare così gli episodi critici intervenendo in maniera tempestiva. Questo apparecchio è un salvavita che previene le aritmie potenzialmente fatali causate da un danno cardiaco, spiega il dottore Sgarito, responsabile del laboratorio di elettrofisiologia. Per il paziente è come avere un cardiologo sempre al proprio fianco, una tecnologia che segue il paziente da remoto senza bisogno che sia lui a venire in ospedale, aspetto fondamentale in questa fase di ripresa post-Covid. La vera sfida è rendere accessibili queste nuove tecnologie a tutti i pazienti, in quanto ad oggi la prestazione non è ancora stata codificata dal Sistema Sanitario Nazionale e non è rimborsata alle strutture che la utilizzano e che per questo presentano ancora grosse difficoltà ad allocare le risorse necessarie. Nonostante ciò, al momento, conclude il dottore Sgarito, riusciamo a seguire in remoto circa 1 migliaio di pazienti. I disturbi del ritmo cardiaco, noti come aritmie ventricolari, possono verificarsi quando il cuore batte troppo velocemente o in maniera caotica, non consentendo di pompare il sangue in maniera efficace, come accade in quei pazienti con funzionalità cardiaca ridotta e scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco è una vera epidemia del terzo millennio e seconda causa di morte in Italia. Colpisce oltre 15 milioni di persone in Europa, 1 milione in Italia e oltre 70.000 nell'isola. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Viadotto ritiro sull'autostrada A20, sul posto l'assessore regionale Marco Falcone. Vediamo.
Sopralluogo a Messina da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture al grande cantiere del viadotto Ritiro, per fare il punto sullo stato dei lavori, su eventuali ritardi e per valutare, sul posto, ogni possibile soluzione per accelerare i lavori. Si tratta di uno dei cantieri in corso fra i più complessi non solo in Sicilia, ma dell'intera Italia, posto su una strategica arteria come la 20. I lavori proseguono con tantissimi disagi per gli utenti. Stasera il governo Musumeci ha voluto fare questa visita in cantiere, in uno dei più complicati cantieri della Sicilia e forse d'Italia, che è il viadotto Ritiro, per comprendere fino in fondo la tempistica dello stessa opera e quindi anche scadenzare con l'impresa i tempi di realizzazione, di completamento. Sono 18 mesi, ancora mancano alla fine della realizzazione dei lavori, stiamo vedendo che vi è uno sviluppo, abbiamo realizzato, approvato la perizia di variante supplettiva per rafforzare le pile su cui i due impalcati insisteranno, i due viadotti insisteranno. Riteniamo che l'impresa possa manifestare ampia disponibilità e speriamo che al più presto questo disagio per gli utenti, per tutti coloro che attraversano questo viadotto, possano essere attutiti e addirittura eliminati. Ecco Assessore, si ha sempre paura tra virgolette dei tempi quando si parla di opere pubbliche, lei ha ricevuto rassicurazioni questo pomeriggio anche da parte dell'impresa? Guardi, l'impresa ci ha rassicurato che da metà settembre inizierà il varo del lato mare, cioè della campata più bassa, del viadotto più basso, quello da 22 appunto campate il cui svaro venne effettuato già da qualche mese. Dopodiché si sta procedendo anche allo svaro di questa campata lato monte. Alla fine riteniamo che la tempistica dell'anno e mezzo possa essere rispettata. Noi però cercheremo di monitorare, di vigilare e saremo sopra l'impresa oltre che sul CAS per poter rispettare i tempi di consegna. Piani di rilancio dell'Acragas targata Sonia Giordano, i dettagli con Carmelo Lentini. Lunedì scorso è ritornata in città dopo un periodo di ferie la presidente dell'Acragas Sonia Giordano, la quale si è subito messa al lavoro per chiudere entro luglio alcune trattative in corso portate avanti con alcuni calciatori dal DS Ernesto Russello. Si tratta di 3 pesanti riconferme che riguardano l'attaccante Peppe Gambino, il centrocampista Rosario Licata e l'esterno d'attacco Giovanni Biondo e di altri 4 elementi di esperienza che andrebbero ad arricchire la rosa messa a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. L'esperto difensore agrigentino Alfonso Cipolla invece figura tra le riconferme, mentre per quanto riguarda i nuovi arrivi ci sono Giuseppe Ferrante, il centrocampista Samuele La Rocca, il portiere Fabio Marzino, il difensore Giorgio Sodano, il centrocampista Pietro Ingardone, ai quali si sono aggiunti appunto i nuovi Giuseppe Cavaleri e Assante e Vladut Ionut, entrambi classe 2003. Il portiere agrigentino Vincenzo Castiglione e l'altro portiere del 99 Giovanni Compagno. Per regolamento nella prossima stagione di eccellenza dovranno essere impiegati 2 under, un 2001 e un 2002 e come si può notare la squadra al momento ha una rosa di giovani di grandi prospettive. Intanto questo martedì pomeriggio nella sala stampa del Senato la presidente Sonia Giordano presenterà ai media il nuovo e ambizioso progetto sportivo biancazzurro. Alla conferenza stampa parteciperanno anche gli altri dirigenti acragantini che spiegheranno ai giornalisti la scelta di aver affidato la carica di presidente dell'Acragas proprio all'imprenditrice Sonia Giordano. Non si escludono colpi di scena e ulteriori novità di rilievo. Nuovi ingaggi anche nel Canicattì Calcio, scopriamo quali nel servizio. Il talentuoso calciatore palermitano Peppe Prestia torna ad indossare la maglia biancorossa del Canicattì Calcio. Lo ha annunciato ufficialmente la società del presidente Angelo Licata, che ha anche confermato un altro giocatore della passata stagione, il centrocampista canicattinese Danilo Greco. Per Giuseppe Prestia, esterno d'attacco classe 95, si tratta di un ritorno, visto che il calciatore nella stagione 2017-2018 ha già indossato la casacca biancorossa. Prestia arriva dalla San Cataldese dopo una stagione giocata ad alti livelli. Adesso per il calciatore inizierà la sua esperienza 2.0 al Canicattì, questa volta sotto la guida tecnica di mister Pipo Romano. Inoltre la società ha annunciato ufficialmente di avere trovato l'accordo per il rinnovo con Danilo Greco, centrocampista classe 98,
che vestirà per la seconda stagione consecutiva la casacca biancorossa. Il calciatore canichettinese Doc, già in passato con il club biancorosso, proseguirà la sua esperienza per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Nessuna notizia al momento sulla conferma del portiere Federico Valenti e del centrocampista Vito Lupo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.